del coding e della programmazione. Il coding, per semplificare la definizione, è costituito dai linguaggi che ci permettono appunto di programmare i siti, le applicazioni, i videogiochi, eccetera eccetera. Scratch è un programma che viene utilizzato per l'apprendimento del coding in quanto è estremamente semplice, gratuito e open source e permette ai bambini di esprimere se stessi attraverso la creatività, soprattutto con gli strumenti visivi. La Scratch Day o giornata mondiale di Scratch è la giornata mondiale in cui appunto si celebra il programma Scratch che utilizziamo appunto soprattutto nelle attività del Coder Dojo e nello Scratchathon, ovvero la maratona di Scratch che abbiamo realizzato oggi qui a Siniscola. La cultura digitale è un ambito fondamentale ed è uno dei cardini del Coder Dojo quarto. I bambini e i ragazzi che apprendono i rudimenti della cultura digitale e come comportarsi online sono sicuramente dei cittadini del mondo. È fondamentale imparare a programmare divertendosi perché il gioco riesce ad aumentare la motivazione, la partecipazione all'attività e quindi anche l'apprendimento dei ragazzi durante le attività. Abbiamo svolto uno Scratchathon durante la Scratch Day, la giornata mondiale di Scratch, in cui abbiamo appreso non solo i rudimenti del coding, ma abbiamo anche appreso quali sono alcune delle regole che sia noi adulti ma anche i bambini possono utilizzare tutti i giorni per proteggere, pulire e salvaguardare l'ambiente.